Massimiliano! Vogliono già io sto addosso che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, tu lo chiami Ugo, come sta vicino alla mamma, questo sta per muovere. Ugo! L'importanza di chiamarsi Ernesto era il titolo di una vecchia commedia di Oscar Wilde. Oggi non sarebbe più attuale. Ernesto, infatti, come tanti altri nomi, è uscito dalla top 10 o top 30, come vogliamo definirla, dei nomi classificati dall'Istat come i preferiti degli italiani. Al posto di Ernesto oggi c'è soprattutto Francesco, Andrea, Matteo, Gabriele, mentre per quello che riguarda le femminucce, le future bambine, diciamo, c'è in atto una vera e propria rivoluzione. La preferitissima è Sofia, che fino a qualche anno fa era in posizioni seconde o terze, ma soprattutto sono completamente ribaltate le ultime posizioni, per cui Emma sale ai vertici delle classifiche e abbandona i posti finali. Insomma, per questi bambini che non hanno nessuna responsabilità di scelta, ma sono solo vittime dei loro genitori, si prospetta un grosso cambiamento. La cosa buona sono scomparsi i nomi di derivazione telenovelas, quindi addio Brooke, JR e nomi simili.